IT. Un kit di fossili e strumenti scientifici per tutti gli studenti del corso di paleontologia è l'idea dell'Università di Cagliari, che punta a superare la mancanza a causa Covid delle ore di laboratorio. Mauro Scano. Questo è un trilobite che proviene dal Cambriano medio degli Stati Uniti, dallo Utah, e lo studente dovrebbe osservarlo, descriverlo nei suoi caratteri e predisporre una scheda. Quanto è antico? 500 milioni di anni. Questo fossile fa parte del kit che questa mattina l'Università di Cagliari ha consegnato a Michele, uno studente di Scienze Ambientali e Naturali di San Giovanni su Ergiu. È composto da un minimo di attrezzatura che permette di esercitarsi e toccare con mano i materiali. Ci sono anche diversi fossili. Moltissimi, anzi ogni kit prevede almeno 10 fossili, sia per la paleontologia generale, la micropaleontologia e la sistematica. Come hanno reagito gli studenti? Entusiasti, anche gli studenti che ormai hanno già superato l'esame degli anni precedenti sono un po' gelosi. Il progetto Uni at Home, l'università a casa, punta a integrare la didattica online. Quest'anno, a causa del Covid, gli studenti hanno saltato il laboratorio, elemento fondamentale del percorso di formazione. Far provare agli studenti a casa quello che avrebbero fatto in laboratorio e quindi anche a distanza poter seguire un'esperienza fisica, toccando con mano quello che sono i materiali che invece con la DAD sarebbe stato impossibile. Gli studenti riceveranno il kit a casa, ma per dare via al progetto è stato scelto il Museo dei Paleoambienti Sulcitani di Carbonia, chiuso da mesi per il Covid. Il personale del museo ne ha approfittato per fare delle schedature, delle pulizie, insomma un po' di manutenzione, sperando di avere un personale fisso per gestire a lungo termine la struttura, che è veramente un fiore all'occhiello dell'area.